Hai osservato una coincidenza che sembra quasi non essere una coincidenza. Allora, esce la notizia, diciamo abbastanza bomba, della condanna di Mills e nel pomeriggio Veltroni si dimette, coprendo mediaticamente nella maniera più tragica e più tragicomica, se vogliamo, questa notizia che insomma avrebbe potuto sicuramente avere uno spazio maggiore se Veltroni non avesse fatto questa cosa. Sì, Veltroni è riuscito a sbagliare anche il momento delle dimissioni, nel senso che immaginate i direttori dei giornali e dei telegiornali che si stavano scervellando per come fare a nascondere la notizia della condanna di Mills. Ci sarebbero riusciti comunque perché riescono a nascondere qualunque cosa, quindi non avrebbero avuto problemi a inventarsi notizie fasulle per coprire quella vera. Però insomma, quando è arrivata la notizia nel pomeriggio che Veltroni manteneva le dimissioni, hanno tirato tutti un sospiro di sollievo. E quindi Stiller ieri scriveva su Repubblica, dice: non riesco a far capire ai miei amici americani com'è possibile che in Italia condannino il coimputato di Berlusconi, cioè del capo del governo, e si dimette il capo dell'opposizione. Cioè il fatto che abbia un coimputato indica il fatto che c'è pure lui. Se voi guardate come i giornali, i telegiornali, i siti dei giornali, i siti di cosiddetta informazione hanno dato questa notizia, scoprite che non si ha più nemmeno il coraggio di applicare la proprietà transitiva, A uguale B, quindi B uguale A. I siti dei giornali titolavano: i giudici di Milano, 2 punti, Mills è stato corrotto, punto. Poi dice: da chi? Non si può sapere perché c'è il lodo Alfano. Come non si può sapere? Non si può processarlo, ma sapere si sa. Tutti i portavoce di Forza Italia e partiti cosiddetti Popoli delle Libertà, cose così, sono intervenuti parlando di Mills come se fosse stato condannato Berlusconi, quindi qualche ingenuo ha potuto persino immaginare ci fosse qualche legame fra Mills e Berlusconi. Dal fatto che ci sia il Presidente del Consiglio sotto processo, al fatto che non lo si possa processare, al fatto che condannino il suo coimputato e si dimette il capo dell'opposizione, al fatto che non ne parla nessuno, che sono tutti fenomeni assolutamente sconosciuti, incomprensibili, intraducibili in una lingua che non sia l'italiano. Noi avevamo fatto il libro Bavaglio a proposito della legge come era stata concepita all'inizio, ma adesso sono riusciti addirittura a peggiorarla. Pensate, i giornalisti non potranno più raccontare né con documenti testuali, né riassumendoli, né raccontandone il contenuto, le indagini preliminari, fino a che non inizierà il processo. Dato che di solito le indagini si fanno ora e il processo si fa fra 5 o 6 anni, noi dovremo prendere queste informazioni, metterle nel freezer e scongelarle fra 5 o 6 anni e raccontarle ai cittadini quando ai cittadini non gliene fregherà assolutamente più niente di sapere quello che sarebbe stato interessante sapere 5 o 6 anni prima. Perché da un lato si agisce su chi i fatti li può ancora scoprire, cioè il magistrato e la polizia giudiziaria tramite le intercettazioni. Dall'altro lato si agisce su coloro che quei fatti li possono raccontare, e cioè i giornalisti. Molto meglio impedire che quei fatti vengano scoperti, così poi non li racconterà più nessuno. Come facciamo a non intercettare più per stupri, furti, rapine, scippi, eccetera, e soprattutto come faremo ad andare davanti agli elettori ai quali avevamo promesso linea dura e tolleranza zero proprio nei confronti di rapinatori, scippatori, stupratori, sequestratori, ladri, borseggiatori, associati per delinquere, estortori, eccetera, eccetera. C'era persino il caso che gli elettori del centrodestra capissero di avere sbagliato a fidarsi, perché una campagna elettorale sulla sicurezza e poi ti trovi una legge che rende praticamente vane le indagini più aggressive e più tecnologicamente avanzate, no? Magari a qualcuno che teme le rapine in villa può anche importare poco se si intercetta per corruzione o no, ma gli interessa molto sapere se si intercetta ancora per rapina, per stupro, per furto, per estorsione, eccetera, perché quelli sono cose che possono capitare a chiunque.
Bene, se non ci saranno i gravi indizi di colpevolezza non si potranno fare le intercettazioni. Ma se ci sono già i gravi indizi di colpevolezza, a che le fai a fare le intercettazioni? Le intercettazioni servono appunto a raccogliere i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di qualcuno. E come fai a dimostrare che è indispensabile intercettare uno su cui hai già i gravi indizi di colpevolezza? Nessun giudice crederà che sono indispensabili, perché gli hai appena detto che hai già raccolto i gravi indizi di colpevolezza e quindi ti dirà adesso sì che li hai i gravi indizi di colpevolezza, ma non sono più indispensabili. Il massimo periodo di durata di un'intercettazione è 2 mesi. Non è che tu dici vabbè, noi si va fino a 2 mesi, se poi quelli non hanno ancora ammazzato il tizio, pazienza, leggiamo poi sul giornale chi volevano ammazzare. Non si può intercettare nessuno nei delitti contro ignoti, salvo le vittime dei delitti che ne fanno esplicita richiesta. Dopo morti. Intanto se la vittima appunto è la vittima di un omicidio non potrà chiedere di essere intercettato perché purtroppo è morto. O la vittima e i parenti della vittima chiedono di essere messi sotto controllo o altrimenti non si mette più un telefono sotto controllo mai. Terribile, perché è una tenaglia. Ci sono 2 o 3 clausole che fanno in modo che di fatto questo strumento verrà abbandonato, non verrà più utilizzato in un paese dove hanno già fatto in modo di eliminare i collaboratori di giustizia, non ci sono più i pentiti. Quindi se in un'organizzazione criminale non parla più qualcuno dall'interno perché non gli conviene, perché le leggi non lo proteggono, dall'altro lato non riesci più tu a mettere dentro una microspia all'organizzazione criminale per sentire quello che dicono, io mi domando come faremo a scoprire che cosa fanno, che cosa hanno fatto, che cosa stanno per fare le organizzazioni criminali. In futuro il PM dovrà chiedere a un collegio di 3 GIP. Dice perché 6 occhi vedono meglio di 2. Ah beh certo, anche 12. Quindi ovviamente avremo un triplicamento dei tempi della giustizia, sia per disporre le intercettazioni, sia perché quei 2 che prima non c'erano e che adesso vengono aggiunti al GIP non potranno a loro volta fare quello che facevano fino a oggi. Adesso dice c'è il decreto antistupri, c'è perché prima si poteva, c'è il giro di vite, è vietato stuprare, e risultava che fosse vietato anche prima. Il problema è prenderli. Senza intercettazioni ne prenderanno di meno. Da domani sarà obbligatoria la custodia cautelare in carcere per i sospettati di mafia, terrorismo e stupro, mentre per i sospettati di omicidio e strage si potranno ancora dare i domiciliari. Se la stupro e basta, vado in galera sicuro. Se la stupro e la ammazzo, ho speranza di domiciliari. Le norme per la sicurezza servono a rendere più sicura la vita dei cittadini. Le norme per la rassicurazione servono a non cambiare niente, ma a dare l'impressione ai cittadini che tutto va meglio. Perché se stringi le maglie della repressione penale, le stringi per tutti. Se davvero facessero la tolleranza zero, si svuota il Parlamento. Non li vedo altrettanto scatenati quelli del centro-sinistra nel far cadere Berlusconi. Anzi, li vedo che ogni volta che Berlusconi è un po' zoppicante o lo vedono un po' palliduccio, cominciano a preoccuparsi, no? E gli fanno la cura ricostituente e a volte lo salvano anche proprio quando ormai è moribondo. È successo con la bicamerale ed è risuccesso 1 anno e mezzo fa. Io credo che l'unica arma che c'è è quella di essere estremamente consapevoli di quello che sta succedendo, di sapere come stanno le cose, di andarsi a cercare le cose là dove ancora le raccontano e di far girare la voce. Il giornalista ha il dovere di violare i segreti. Se trova qualcuno che glieli passa, tanto di guadagnato. Il giornalista ha un solo compito: verificare se la notizia è vera. Se è segreta, tanto meglio. E se la gente capisce di essere stata presa per il culo e ha anche il portafoglio vuoto e la pancia vuota, io non vorrei essere nei panni del cavaliere in quel momento lì, ecco. Forse ci toccherà difenderlo dalla furia popolare. Grazie, buona serata.